Litigano per una porzione di cibo e uno dei due rompe una bottiglia di vetro e ferisce l'altro al braccio. È successo a Regalbuto, nell'Ennese, all'interno di un centro di seconda accoglienza SPRAR. Protagonisti sono stati due ospiti della struttura, un nigeriano e un gambiano. Su segnalazione sono immediatamente intervenuti i carabinieri che, accertatisi delle responsabilità, hanno tratto in arresto il nigeriano Paul Kings, di 18 anni, per lesioni personali aggravate. Nello specifico, il nigeriano si era appropriato di una porzione di cibo, sottraendolo ad un altro extracomunitario di 30 anni del Gambia, sostenendo che quella era più abbondante della sua. Da lì ecco scattare la lite con conseguente ferimento. Dopo aver provocato la ferita, il nigeriano ha provato a scappare a piedi, ma i carabinieri lo hanno bloccato poco dopo. Il trentenne ha dovuto invece subire un intervento chirurgico presso l'ospedale di Enna. I sanitari hanno riscontrato una ferita profonda da taglio all'avambraccio sinistro, con lesioni muscolari, dandogli una prognosi di 25 giorni. Convalidato l'arresto, il nigeriano Paul Kings è stato portato in carcere.